Anche quest'anno prende il via il consueto pellegrinaggio alla Madonna della Salute. Non è bastata infatti l'acqua alta a fermare la cerimonia di apertura ufficiale del ponte votivo sul Canal Grande, alla presenza delle autorità cittadine e di Don Dino Pistolato, in rappresentanza del patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia. Con l'inizio delle celebrazioni prende così il via l'annuale pellegrinaggio cittadino, che intende rinnovare l'antico proposito che la città fece alla Vergine nel 1630, quando la Repubblica Serenissima fece voto di erigere una nuova chiesa intitolata Santa Maria della Salute a conclusione della pestilenza che minacciava di distruggere Venezia. Una festa, quella della Madonna della Salute, molto sentita in città e che trova nei veneziani una grandissima partecipazione popolare, rappresentando un appuntamento imprescindibile non solo per i fedeli. Si entra quindi nel vivo delle celebrazioni con un fitto calendario di appuntamenti sia a Venezia che in terraferma. Domani sera il patriarca Moraglia guiderà il pellegrinaggio diocesano dei giovani, un momento molto sentito dai ragazzi che partecipano ogni anno numerosi, mentre il momento clou sarà il 21 novembre alle 10, quando il patriarca celebrerà la messa solenne nella splendida basilica del Longhena, che quest'anno si presenterà con una pavimentazione restaurata ai piedi dell'altare e dotata per la prima volta di un sistema di riscaldamento sotto il pavimento di marmo.